Allora, dalle 2:10 di ieri, del messaggio che mi ha scritto, ciao a tutti, sto bene, sono viva. Da ieri che non ho notizie sul WhatsApp, non mi scrive. Vi prego, la tiene mia figlia in casa, che me la porti a casa perché sono preoccupata. C'è tutto il cuore di una mamma nelle lacrime di Faride Sinani. La figlia, Gensare Agidari, 15 anni, di origine macedone, è scomparsa nella serata di mercoledì da Campo San Piero, dove vive con la famiglia. Era andata alla scuola serale che frequenta, così aveva scritto la mamma. In realtà a scuola non è mai entrata e la mamma è convinta che qualcuno la trattenga contro la sua volontà. Sulla scomparsa di Gensare Agidari indagano i carabinieri di Campo San Piero, che hanno localizzato il telefono della giovanissima in via Ungheria a San Giorgio delle Pertiche, forse diretta all'evento in corso in questi giorni ad Arsego. Ragazza è là, se qualcuno, vi prego, me la portate a casa, lasciate la ragazza libera. Vi prego, se sarete amate. Grande l'apprensione in queste ore, le ricerche stanno proseguendo senza sosta anche con l'utilizzo dei cani molecolari. Gensare Agidari è alto 1,70 m e quando è uscita di casa indossava un top nero, un giaccone nero corto con pelliccia marrone sul cappuccio, pantaloni neri e un paio di Nike bianche con il logo rosso. Chiunque abbia sue notizie può contattare il 112. Qualcuno me la tiene in casa, o se qualcuno la conosce, vi prego, lasciatela libera, perché una mamma sta soffrendo da giorni.